Probabilmente alcuni di voi troveranno la domanda banale, perché è la classica domanda alla quale tutti quanti pensano di saper rispondere, ma in realtà quasi nessuno ne è capace. Se vi chiedessi a che cosa serve la finanza, probabilmente ci pensereste qualche secondo e vi rendereste conto che la risposta non è così banale. Quindi per spiegarlo partiamo da una premessa. Se pensiamo al mondo in cui viviamo, esistono grandissimi squilibri, ci sono persone con tantissimi soldi e persone che non hanno purtroppo quasi nulla. E questa è una ripartizione che facciamo noi però. La finanza non funziona così, non fa questa divisione. La finanza si basa sulla divisione tra chi per un qualsiasi motivo ha bisogno di soldi e chi ha soldi in eccesso. Introduciamo quindi a questo punto i concetti di prenditori di fondi e prestatori di fondi. I primi sono coloro che per un qualsiasi motivo hanno bisogno di soldi, quindi necessitano di farseli prestare, e i secondi sono chi ha dei soldi in più e vuole utilizzarli per incrementare la sua ricchezza. La finanza serve proprio a questo, a spostare i soldi verso chi ne ha bisogno, e attenzione a non cadere al tranello di pensare che chi ha bisogno di soldi è il poveretto che vuole comprarsi casa e ha bisogno di aprire un mutuo. Non è sempre così, ci sono anche ad esempio le grandi multinazionali che hanno bisogno di soldi per intraprendere un progetto ambizioso. Tutto quello che abbiamo detto finora ci porta a ragionare in questi termini. La finanza esiste perché esiste l'economia reale. Infatti l'economia reale, quella fatta di macchinari, industrie, cose del genere, non sarebbe efficiente di per sé, da sola. Le transazioni finanziarie quindi non sono nient'altro che semplicemente spostamenti di denaro, o verso di me che ne ho bisogno, oppure verso altre persone che ne hanno bisogno a partire da me che voglio accrescere la mia ricchezza. Facciamo quindi ora un esempio pratico per capire meglio. Utilizziamo le obbligazioni, delle quali ho già parlato nel video qui in alto a destra, e in particolare i BTP Futura, sempre qui in alto a destra per capire che cosa sono. Ora, il nostro Stato emette dei titoli di Stato che sono i BTP Futura e quindi è il prenditore di fondi, vuole raccogliere dei soldi per far fronte ai propri debiti. Chi acquista i BTP Futura sono gli obbligazionisti, che in questo caso sono i prestatori di fondi, sono quelle persone che hanno dei soldi in più da investire per guadagnare qualcosina indietro. Nel caso delle azioni, e anche per quanto riguarda le azioni ho fatto un video che trovate qui in alto a destra, semplicemente io sto acquistando ad esempio le azioni di FCA e quindi sto finanziando FCA. Loro con quei soldi faranno i loro progetti e io riceverò indietro un compenso per averli investiti. Io sono il prestatore di fondi, FCA è il prenditore di fondi. La differenza con le obbligazioni è semplicemente che con le obbligazioni sto finanziando a termine, quindi esiste un arco temporale per il quale tengono questi soldi, mentre con le azioni non c'è un termine, potenzialmente posso uscire da questo investimento quando voglio e anche mai volendo. Tenete poi presente che la finanza si basa su un principio fondamentale, il primo principio della finanza, il valore temporale del denaro. E in qualunque libro di finanza questa prima regola è seguita da una seconda regola, che di solito è un euro oggi non vale quanto un euro domani. E come si spiega questa cosa? Andiamolo a capire abbastanza semplicemente. Se io ho un euro oggi, posso investirlo e se lo investo varrà di più domani rispetto al mio euro iniziale. Chiaramente se si prende in considerazione un solo giorno, la differenza è pochissima, quasi irrisoria, non visibile. Invece, se prendiamo archi temporali più lunghi, come ad esempio un vostro bisnonno che 120 anni fa ha investito un solo euro al tasso del 10%, oggi voi sareste milionari. E pensate che quel singolo euro, se lo investite non per 120 ma per 200 anni allo stesso tasso, vi vengono in tasca 2 miliardi di euro. Capite perfettamente che un euro oggi non vale quanto un euro domani. Non è però tutto oro ciò che luccica, se no saremmo tutti quanti ricchissimi. Ovviamente c'è da tenere conto, oltre a questo concetto dei tassi di interesse, anche un altro concetto che è il rischio. Molto spesso, giustamente, ci si chiede quanto è remunerativo investire. E la risposta, altrettanto spesso, è dipende da quanto sei disposto a rischiare. E il rischio, attenzione bene, è non rivedere mai più il tuo denaro. Sappiate che esistono tantissimi altri rischi oltre a quello di credito. Il rischio di credito è semplicemente il rischio che la controparte, cioè la persona alla quale hai prestato i soldi, non te li ridia indietro. Esistono tanti altri rischi, come ad esempio i due prossimi che sto andando a dire, che sono rischi di mercato. Ipotizzate di aver prestato 100.000 euro al tasso di interesse del 5% per 3 anni e poi il giorno dopo questo prestito sul mercato ci sono
delle altre occasioni di investimento che vi rendono il 10% a un rischio bassissimo. Vi mangiate assolutamente le mani perché avreste potuto fare un sacco di soldi in più con lo stesso rischio o con un rischio inferiore. Un altro rischio di mercato è il rischio di cambio. E che cosa significa? Semplicemente avviene nel momento in cui la mia valuta è l'euro, ma io sto investendo in un'altra valuta, ad esempio il dollaro. Se il dollaro si svaluta tantissimo, io ovviamente ci vado a perdere. Esistono veramente tantissimi rischi nel mondo della finanza e tenete sempre conto che più alto è il guadagno che vi promettono, maggiore è il rischio solitamente al quale andate incontro, quindi state attentissimi quando investite sul mercato finanziario. Mi raccomando, vi prego. La finanza quindi è semplicemente questo: persone che prestano denaro ad altre persone ottenendo in cambio dei guadagni tanto più alti quanto il rischio al quale vanno incontro. Ed è proprio per questo che le persone più ricche del mondo diventano sempre più ricche, purtroppo, e quelli poveri diventano sempre più poveri. Per il semplice motivo che i ricchi sanno come investire e come mitigare il rischio, mentre i poveri spesso non investono e comunque non sanno come investire, quindi nel momento in cui investono perdono dei soldi. Mi rendo conto di essere stato un pochino drammatico effettivamente nel finale di questo video, quindi per stemperare un po' gli animi vi chiedo di commentare qui sotto se vi è piaciuto il video, di lasciare un like nel caso in cui vi sia piaciuto e soprattutto iscrivervi e attivare la campanellina. La campanellina è super importante, per favore cliccatela e attivate tutte le notifiche, anche perché diversi dei miei scorsi video purtroppo hanno avuto di nuovo problemi con le notifiche. Il deficit è ciò che si ha quando si ha meno di quando non si ha nulla.